Si allunga ancora la scia di sangue sulle strade, vittime, i motociclisti. Diventano infatti 31 i centauri che hanno perso la vita in Veneto negli ultimi 4 mesi. L'ultima tragedia è avvenuta nella notte tra lunedì e martedì a Rosà, nel Vicentino. La vicenda però ha i contorni del giallo. La vittima è Cristian Alberti, 38 anni, di San Pietro di Rosà, trovato a terra di fianco allo scooter in via Pacelli da alcuni automobilisti di passaggio che hanno allertato il 118 all'1:35. I sanitari di Bassano sono arrivati sul posto, trovando il motociclista in gravi condizioni. L'hanno stabilizzato sul posto, quindi trasferito in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove purtroppo è espirato poche ore dopo. Un incidente che si è trasformato in giallo in quanto nessuno avrebbe visto cos'è accaduto, con i vicini che tra finestre chiuse e condizionatori accesi non hanno sentito nulla, compresi quelli che abitano nelle case più vicine al luogo della tragedia. A effettuare i rilievi e indagare sulla dinamica i carabinieri, che sono alla ricerca di testimoni o di immagini di telecamere della zona. Ora sono diventati, come detto, 31 i motociclisti morti in Veneto negli ultimi 4 mesi e metà di loro avevano meno di 30 anni, colpite in pratica tutte le province, da Verona a Venezia, da Treviso, anche se un motociclista della Marca in realtà ha perso la vita in Croazia, a Vicenza. Ultimi, in ordine di tempo, i 2 sedicenni travolti ad Arzignano.